Bentornate care Aquile a questa nuova puntata di Aquile Libere. Noi di Aquile dal Friul stiliamo di tanto in tanto un resoconto su quello che è l'operato della giunta regionale in questa nostra regione. Lo facciamo perché ci rendiamo sempre più conto che questa giunta regionale sta contribuendo a far sì che le competenze tipiche friulane vengono sempre più spesso accentrate a Trieste. Io partirei da un argomento importante che sono ad esempio i musei storici di Cividale e Aquileia, due musei importantissimi, tipicamente friulani, che sono stati recentemente posti sotto la direzione del museo, se così si può chiamare, di Miramare per esempio. Che dire poi sui finanziamenti che stanno arrivando a Trieste, possiamo dire a Iosa, quando poi in Friuli finanziamenti per agricoltura, turismo, economia in generale non stanno arrivando o stanno arrivando centellinati. Che dire sul rilancio del turismo nel Medio Friuli e soprattutto su Villa Manin, che è una villa storica importantissima. L'altro aspetto importante è Friuli Innovazione. Friuli Innovazione è un eccellente centro sulla ricerca che è ai primi posti in Europa. Ricordiamo tra l'altro che la ricerca è l'unico sistema che oggigiorno permetterebbe il rilancio economico del Friuli, che è stato fuso, accorpato, inglobato nell'area Science Park di Trieste, peraltro a guida di un triestino naturalmente. Che dire poi della sanità in Friuli? La sanità in Nosocomi, Spilimbergo, Gemona, Cividale. Cividale è un importantissimo ospedale che serve sia al centro cittadino di Cividale, ma anche a tutte le vallate che insistono su Cividale. Ecco, rischiano la chiusura o comunque il grande ridimensionamento, e questo noi non lo possiamo naturalmente accettare. Inoltre Trieste si permette anche di decidere sul deturpamento ambientale del Friuli. Come non ricordare le proposte che sono nate di recente, quali la diga Mose sul tagliamento a Pinzano, quali le opere autostradali, la famosa Cimpello Sequals Gemona che si vorrebbe realizzare, deturpando naturalmente l'ambiente e penalizzando quelli che sono appunto i paesaggi, i paesi. Abbiamo chiesto all'assessore Roberti quello che la giunta regionale intende fare per fermare questo declino nei confronti del Friuli, e dobbiamo purtroppo dire che dall'assessore Roberti non abbiamo ricevuto alcuna concreta risposta. Vi terremo naturalmente informati attraverso la nostra trasmissione, attraverso i nostri canali social, sito internet, Facebook, Aquile dal Friul, e vi comunico che tra non molto scenderemo nelle piazze per ascoltare le vostre impressioni, le vostre idee, le vostre istanze e che trasformeremo in atti politici che rivolgeremo appunto alle istituzioni regionali. Mandi a tutti, benvenuti a Aquile Libere. Voi con me, ho il professor Gotthard Mitri, un furlanista, che nos conterà tanti robotis. Mandi, Gotthard. Mandi a tutti. Allora, la gente che vengono ascoltati hanno detto tantissime, no? Sapete il perché? Perché nos conta dalle robis veramente bieli. Se voi, io penso, se voi stessi lì a sentinus, o sintareis dalle robotis che non vengono contati in Friul, perché tante gente o che si vergogna o che picche altri non li conosce. Allora, ogni popolo ha la sua lingua, no? No altri, so la lingua furlane. Se motlena tut questo. Allora Paolo, che paresse il discorso alla lontana per dire sì, correttamente il Furlan è stato dichiarato una lingua per tanti incapacità di posizione in vie legislative. In generale, al mondo pensate che si fa circa 6.000 lingue. 6.000 lingue, calcolando anche che sono piccoli, i dialetti piccoli, lì dai milioni che si vengono dai cinesi e vengono avanti che fanno il mandarin, o può arrivare anche alle minoranze piccole in Europa, come che dalla Cornovaglia, che saranno 200-300 di loro che fanno il cornish. Allora, il problema è che di questi 6.000, amor una indì. Adesso amore una lingua. Amore una lingua per un semplice fatto di trasmigrazione che noi diamo sotto voi
dai telegiornali e via davanti. Se noi pensiamo a milioni di cinesi che sono trasferiti dalle campagne e sono là ad ogni queste grosse città di milioni di abitanti, e capiscono che chi sono le vie, abbandonano il paese, che si svede e si perde una lingua. Trasfurlan sino che favelin, gli statistici a dire un po' più che sui 500.000 che a favelin o a capisci nel caso il furlan. Il problema dall'ultimo momento, colleghi, in questi 20 anni, 15 anni che noi vinso da voi, è che purtroppo che quando noi si mettiamo fuori dalla scuola elementare o dalla scuola dell'obbligo, sentiamo tanto favelà per furlan. Tu dicevi quando nasce una lingua e c'è modo nasce una lingua. Io qui vorrei tirare fuori una parola che era normale per noi che si stesse a scuola in anni là, però che a me che al Ministero dell'Educazione o dell'Istruzione non interessa poi tanto. Venga stai la geografia. Quando che la geografia invece è la fonte di tutte le discipline. Per fare qualche esemplificazione, perché la lingua venendo dal nostro territorio che si fa a Tarvis è per il lessico doprà differente di che adoprin a Maran e di che si fa la planura che di Maran a San Poi non dai pesci e che dalle montagne si non dai arbori. Noi variamo poi pratiche cui allevamenti e via davanti. No? Per la quale questo fenomeno si può ripetersi anche in tutte le situazioni geografiche del mondo. La geografia che anche è la fonte, la causa, oppure gli studi per i trasferimenti, le trasmigrazioni dei popoli. Perché un popolo, per schiavacciare un confine, non gira la montagna, ma gira i passi più facili di schiavacciare. E questo è un fattore geografico. Un'ultima roba, e dopo magari lì su qualche specifico elemento di lessico, per esempio, noi viviamo dalle situazioni che in Friuli che effettivamente sono a campo slargiato sempre in riferimento alla geografia, per via che le chiese di Tarvis non sono fatte dalla stessa maniera di che sono fatte dalla Plana, che dalla Tiarnia sono fatte di Piere, che dalla Plana del Friuli sono fatte in clap. La prima parte, quindi i Pieris in montagne e dalla bassa erano i chiasoni, non è vero Paolo? È vero, pleni di chiasoni, poi anche i nostri flums che non spartavano questi claps che è famosissima la zona qui dal Tilimento con queste bellissime chiese che si può visitare, specialmente a Bunzic, dove là che tu sei a stare. Sì, naturalmente questa è una caratteristica urbanistica del Friuli e sarebbe di provare a chiamare il Friuli proprio sotto il profilo urbanistico, cioè ciò che sono fatti in questi paesi. E questo è un argomento che se la si può affrontare in un'altra situazione. Però è un studio che è stato fatto dove mette in evidenza che la struttura urbanistica dei paesi è un fatto unico in Italia. Se noi pensiamo che i paesi della Plana sono gran parte delle chiese, metodi sono tunas, dove che di che là sono le chiese. Per entrare, tra virgolette, nelle chiese bisogna passare il portone, il sottoporting. Dentro sono altre abitazioni. Chi si fa di cortii, dove vivevano 25-30 persone. E tutto questo agglomerato, in sostanza di chiese collegate e salleate, e il portone può figurarsi, pensate, al ponte levatoio dai chistieri. Tutto che era di là, era tutto protetto e sierato. E difatti, di là dal cortile, al cortile degli alieni, la stalla, il purcetto, i chios, l'ort, e dopo il broili, che dopo favelerai, e dopo tu mi manderai il broili, e dopo la braide, poi l'arghe, e dopo la campagna. E per la quale è una struttura che è grande onore e sarebbe di marcare questo aspetto urbanistico. Ecco. Allora, professor, ferminchi per voi, no? Perché è gusto che tu tornassi poi in denant con un'altra trasmissione, un'altra incemo, perché 6 minuti sono un po' sta ascoltati te.
no? Ma la volta che vengo, se non si cerca resito, se vuole resito, vuoi di disi. Io ho appena accennato qualche argomento, perché vi fai velare di immigrazione, scollegato con la geografia e vi avanti. Allora, te carrega fai velare dalla storia, per via che le sperauole che noi doprimo, e avendo prade prima qualche giorno di esemplificazione, affigurano, rappresenta la storia dei popoli. Naturalmente non fai velare da Furlan e della storia del popolo Furlan e approfondiremo, taccante dei principi rivasti, tra virgolette, in ette storiche che erano una parte di Cels e dopo passare in romans e via con che altre migrazioni longobardis e via le migrazioni e così in avanti. Bene, allora noi come al solito salutiamo e us disin Furlan, favelai Furlan. Mandi a duce? Mandi. Amis Furlans mandi, soy Luigi del Piccolo, pai Furlans, figli del Piccolo. O soy tai misclic Furlans. Misclic perché chi i argomenti sono tanti. Podem essere ambientali, podem essere storici, religiosi e voi facciamo invece o cercare di un documentario che è ambientale, veramente ambientale, perché le camminate avevano fatto tal bosco che si chiama Boscat, ma che è sotto il comune di Castellons di Strade, anche se le a Ziline di San Giorgio di Noiar, sì, donde di questa località che si chiama Ziline. Quindi di Castellons di Strade è lungo, arriva fino sulle strade statali Cutuardis. Ecco, queste camminate vengono fatte di inverno. E di inverno sapete che è freddo. E per fare una camminata abbastanza lunga bisogna partire appena gustato, anche naturalmente bel tempo. Noi siamo partiti che erano sorelli forti e siamo entrati dentro tal bosco che è una bellezza entrare dentro tal bosco di un viar perché è un'atmosfera tutta differente di quando si entra dentro un bosco di estate. Di estate tu entri dentro come che avessi di studiare le luci. Con i fuochi diventa più scuro. Invece di estate, di un viar, scusate, è tutto senza fuochi, è tutto libero, è luminoso. E naturalmente col freddo si vedono tutti i pozzi glaciati, si vedono e si sentono i fuochi sotto i piedi che cricchino, perché i fuochi sono diciamo lì belli sutis. I legni che nos attraversano le troie, le stradelle che è, quindi disegna un'atmosfera tutta particolare. Provate a vedere questi documentari che descrive proprio che si cammina da questo bosco, che dopo le difficoltà si vengono sempre fuori perché i ramazzi dal bosco si infettissero, dopo bisogna se entrare, dopo bisogna cercare anche le uscite, viene dovuto saltare fuori, entrare ai campi pieni di pantan, attraversare un flum e quindi si arriva a casa che era scuro, anche se di un viaggio sapete che è scuro al buonore, alle 4 è già quasi ignoto, quindi io darei insomma le fiette che il fas a fare una camminata di un viaggio col freddo. Io a mis Furlans us dis di vedere su YouTube, c'è là sempre sotto in sovraimpressione il link dove che potete a vederlo. Se non vorreste fare confusione, digitate luigidelpiccolo.youtube, io lo dico sempre come che si scrive, vai a vederlo, è tutto per Furlan e anche voi altri avete di imitare e quindi cercherà sempre e perduto per Furlan anche voi altri. Chi ho l'occasione per ringraziare Aquile dal Friuli che mi ha dato le possibilità di portare in avanti queste rubriche e voi altri ci avete sempre le trasmissioni e tutte le trasmissioni che fa Aquile dal Friuli che cercare dal nostro popolo, dalle nostre int e cercare dal Friuli. Amis Furlans, us ringrazio e us saluti. Mandi.